Ciao, sono Carlo Biggio, questa è la trasmissione d'Aghe, è la prima trasmissione dove si parla solo dialetto, in questo caso si parla tabarchi, chi si manca di seda. E il tondo che vi farò vedere anche è una cozza fritta con una maionese al lato di soia e come contornare una facussa con delle erbette. Vi presento subito gli ingredienti del secondo tondo. Cose che sto a preciso meglio sono queste cozze dell'allevamento di cade seda ostrica calasetta, che chi ha la classe A. Queste cozze l'allevamento le del mio amico Antonello Poggioni con soffre Carlo Poggioni. Quindi abbiamo cozze di cade seda, gli uomini di cade seda, gli uomini più importanti, un profumo che vi altri perché non puoi sentire. Come ho detto prima, ho detto a facussa in questo periodo non è, quindi sono più giù, come dicono gli italiani, in cetriolo, che non è la stessa cosa, ma il dolce e la freschezza è più o meno la stessa cosa. E per finire abbiamo sta qui è una maionese, è una salsetta confetta con latte di soia, siamo 600 grammi, 150 grammi di latte di soia, mezzo limone e olio di semi. E va tutto emulsioniamo come se fosse una maionese normale. Andiamo subito alla ricetta, andiamo a via le cozze di cade seda, che andiamo prima a pulire bene. Ci sono cozze meglio, belle grosse e buone, soprattutto. Qui possiamo scegliere 3 o 4 cozze, dipende da quante noi mangiamo e quante noi gli altri. Quindi su 3 li mettiamo a scuola in tu papè, poi fai nostre chighe, un po' di semo e un po' di farina. Leviamo quell'acqua. Ecco. Mettiamo a scuola. Allora, da qui vado a pigiare a farina con la semo, che abbiamo preparato prima. Vado a infarinare le mie cozze, così. 1, 3. Andiamo a scrollare bene. Allora, con pinzette per un briciose. 1, 2, 3. Aspettiamo da 3 minuti che diventa un po' croccanti. Nel frattempo, se poi mi preparo il tondo, pigiamo 1, 2, 4. Andiamo a pigiare le nostre cozze, mettiamo a scuola un papè, fare poco l'olio che resta in giù, ammontiamo il fuoco, scuoiamo. Andiamo a mettere un po' di soffina e un po' di nostra maionese che abbiamo preparato prima. Il tondo d'effetto, cozze fritte con maionese al latte di soia e a facussa asciutta. Sta chi alle daghe, mi sono Carlo Biggio, se vediamo alla prossima. Ciao ciao!